Buongiorno oppure buonasera. Gli antichi editori in Venezia si autopresentano in questo breve filmato e pensiamo che non vi annoi a sufficienza. Io sono Luca Colferai e qui alla mia destra c'è Judith Sousa Bonfin, detta Giurubella. E lì c'è Roberto Bianchin, che sono tutti e tre, che li vedete adesso, nel lungo corso della storia, stati i gran priori della Compagnia di Calza agli Antichi. E siamo qui per parlare brevemente di questa demenziale impresa editoriale degli Antichi Editori Venezia. Gli Antichi Editori sono il braccio editoriale, il braccio armato in realtà di un'associazione culturale che è la Compagnia di Calza agli Antichi. È una casa editrice nuova, giovane, nata a Venezia ma che guarda al resto del mondo, che pubblica in ebook, pubblica soltanto in ebook, credendo nel futuro dell'ebook, una nuova forma molto più facile, molto più semplice. Ci potete comprare anche da New York, mentre arrivare con la distribuzione cartacea a New York era chiaramente un po' difficile. Che libri facciamo? Che libri fanno gli antichi editori? Vorrei Colferai, che è anche l'art director di questa struttura, ci spiegasse un po' meglio. Salute. Salute. Noi facciamo libri elettronici perché appunto crediamo nella modernità della diffusione della cultura e anche crediamo nel fatto che sia molto più facile e molto più economico fare dei libri elettronici invece che fare dei libri di carta, anche se continuiamo ad amare i libri di carta. Assolutamente. E farli se è necessario e doveroso. Che libri pubblichiamo? È una domanda che mi rivolgo a me medesimo, riprendendo la domanda che prima mi facevi, no? Che libri pubblichiamo? Pubblichiamo libri deliziosi e stravaganti. Questo è già molto importante. Sì, è come dire una linea editoriale che nessuno persegue allo stato attuale del presente, ma che è consona al nostro spirito e alle nostre capacità e anche alle nostre possibilità. Quindi non facciamo libri tradizionali, libri noiosamente e pomposamente sul passato o sul presente. Facciamo libri che cercano di stuzzicare e dilettare il lettore, soprattutto per adulti colti, adulti cioè che hanno già una cultura e non serve che se la facciano sui nostri libri. Sì, sono anche libri trovabili, libri che nessuno pubblica, che nessuno pubblicherebbe mai, che nessuno avrebbe il coraggio di pubblicare. Esatto. Per quello gli antichi editori sono una cosa assolutamente essenziale nella vita di ciascuno, dotato di un'intelligenza che è normale, voglio dire. Certo. Non serve essere particolarmente No. mostri di intelligenza per poter assaporare la bellezza e il gusto dei libri degli antichi editori. È utilissimo gli antichi editori proprio perché pubblica libri inutili, che non trovate da nessuna parte. Sì. Vogliamo citarne alcuni. Vogliamo Così abbiamo un'idea più precisa Sì. di ciò che abbiamo detto. Possiamo cito a memoria e quindi non potrò altro che ricordare immediatamente alcuni titoli dei qui presenti. Abbiamo nel nostro catalogo elettronico che è pronto già all'uso, abbiamo i libri di Roberto Bianchin, che sono punturine per esempio, dedicato alle cronache come si potrebbe dire, umoristiche e satiriche della città. Abbiamo Non ricordo più nulla, che come dice il titolo stesso è un'antologia di racconti che ci siamo dimenticati. Non ricordo No. bene cosa ci fosse, qualcosa il contenuto di questi racconti. Sì, ma non ci ricordiamo più, è sempre di Roberto Bianchin. Sì. Poi ci sono dei libri che io mi sono pregiato di aver pubblicato nel corso della mia, diciamo così, Lunga carriera. nella mia carriera, sì, editoriale e scrittoriale. Ci sono libri di Paolo Fiorindo, grande poeta del Triveneto, poeta vero che va a recitare le poesie per le piazze prima ancora di metterle dentro i libri. Ci sono i libri di Enzo Rossi Rois, grande studioso di patafisica e di erotismo. Ci sono altri libri di storia veneziana. Trovabili cortigiane, il catalogo di tutte le principali e più onorate cortigiane di Venezia, con i prezzi, con il prezzario delle loro prestazioni e dove i luoghi in cui esercitavano. Libro assolutamente introvabile e delizioso. Sì. Così come ci sono libri di avventure. Il confronto Mark Twain impallirebbe. Le avventure del marinaio Johnny, per esempio, sono un esempio di come noi intendiamo la letteratura di avventura. La letteratura di avventura marinara soprattutto. Ci sono i libri dedicati agli angoli della storia veneziana del Novecento, come il libro sull'unica parentesi d'oro della mostra del cinema di Venezia, cioè tra gli anni 50 e
i primissimi anni 70. Sì, agli Hollywood con le fotografie di un grande fotografo veneziano, Gianfranco Tagliapietra, sono film bianco e nero d'epoca, Certo, delle prime dell'inizio del grande successo della Mostra del Cinema di Venezia, che è l'Id Hollywood. esattamente. Questi libri non costano poco, tra l'altro. Costano poco, sì, costano prezzi 4 competitivi euro, sul qualcuno mercato. un po' di più a seconda Da del... 4 euro a 6, 7, 8 euro al massimo, Certo. sono cifre molto molto come dire, competitive in un mercato che si apre adesso e che però queste sono autentiche chicche perché non le trovate Da da nessun'altra nessun parte. altro editore, da nessun'altra libreria, ma solo acquistandole direttamente sul sito gli-antichieditori.it. Sì. Diciamo un'ultima cosa, Anche due. anche due, e promuoviamo autori. Cioè, Uno degli scopi dell'esistenza degli antichi editori è quello di promuovere autori nuovi che non necessariamente devono essere giovani, possono anche essere scoprire, anziani. per esempio, scoprire vecchi talenti Esattamente. è una nostra missione perché tutti si riempiono la bocca, scopriamo nuovi talenti, noi cerchiamo vecchi talenti. Vecchi talenti. Cerchiamo autori in disuso, Sì. autori anche alla deriva, Mhm. autori che non hanno mai avuto successo, che non Certo. sono mai riusciti a pubblicare, con noi potranno avere successo, riuscire a Esatto. pubblicare e diventare autori di culto. Di culto, esattamente. Almeno Alcuni di possono culto fare vostro. personale. Questi... Possono fare Sì. un unico sistema, Un non unico. ci trovate in nessuna libreria del mondo. No, Non soltanto ci trovate in sì. nessuna bancarella, non ci trovate in nessuna fiera, ma da tutto il mondo, con soli 4 euro, con la vostra cartina di credito, potete comprare i nostri meravigliosi libri su Iantichi Editori, tutto attaccato e tutto minuscolo, iantichieditori.it. È un percorso di 30 anni passati. Perché gli antichi sono moderni. Gli antichi sono